Un sit-in davanti alla caserma dell'esercito italiano in costruzione a Prato Sardo a Nuoro, destinato ad ospitare un reparto della Brigata Sassari. Una struttura nata da un accordo di programma tra il Ministero della Difesa, Regione e Comune di Nuoro che prevede la realizzazione di un campus universitario nella vecchia caserma di Viale Sardegna. La protesta è stata organizzata dai militanti del fronte indipendentista Unidu, da sempre contrari alla realizzazione della struttura militare. Pierfranco De Vias, candidato alla presidenza della Regione Sardegna per il fronte indipendentista Unidu, oggi in una conferenza stampa qui davanti alla caserma dell'esercito in costruzione a Nuoro. Come mai la scelta di questa location? Allora, noi abbiamo necessità di denunciare con forza quella che è un disastroso orientamento della politica coloniale in Sardegna. A fronte di centinaia di migliaia di ettari destinati alle servitù militari, ancora si insiste a costruire caserme, ancora si insiste a prendere le terre civiche del popolo sardo che anziché essere utilizzate per essere coltivate vengono utilizzate appunto per costruire acquartieramenti militari. Noi denunciamo con forza il fatto che per costruire questa caserma siano stati utilizzati dei soldi pubblici, i soldi dei cittadini, i soldi dei nuoresi, 12 milioni dei nuoresi e altri 12 milioni gentilmente forniti dalla Regione. Noi abbiamo bisogno di scuole, mentre le scuole cadono a pezzi, mentre il tetto delle scuole cade sugli studenti. Abbiamo bisogno di mense universitarie, abbiamo bisogno di alloggi universitari, abbiamo bisogno di poli dell'agroalimentare che valorizzino i nostri prodotti. Non abbiamo bisogno di caserme. Noi chiediamo che questa caserma, essendo stata costruita sulle nostre terre e con i nostri soldi, venga riorientata, venga cambiato la destinazione d'uso e venga data alla cittadinanza che deve essere l'unica a gestire autonomamente questo tipo di strutture.